L'ospedale di Vittorio Veneto fa parte di un sistema di rete oncologica molto più vasto. Lavorare all'interno di percorsi codificati come questi e potendo standardizzare sia la diagnosi che la cura garantisce a tutti i pazienti in maniera equa tassi di sopravvivenza che possono arrivare quasi al 20% in più. Molto spesso gli insuccessi terapeutici erano dovuti a un cattivo coordinamento sia delle risorse che dei percorsi. Questo riduce a zero il rischio che un paziente faccia un percorso sbagliato durante il suo percorso di diagnosi e terapia e quindi poter garantire sopravvivenze maggiori. Guarire non è tutto però, cioè prenderci cura di tutta questa popolazione di persone che hanno subito un percorso di terapia per cui li rende comunque diverse. Il concetto ormai della medicina non è più quella di togliere un tumore ma prendersi cura di un paziente, quindi dobbiamo puntare a una riabilitazione completa non solo fisica ma anche psicologica. L'associazione con cui io collaboro, che è Associazione Amiche per la Pelle, ha iniziato una serie di attività di supporto al percorso di terapia che vanno dai laboratori di coccole e bellezza dove delle estetiste preparate coccolano e preparano le donne alla chemioterapia in maniera da poter nascondere i segni della chemioterapia, la dermopigmentazione che è una tecnica di tatuaggio sicuro fatta in ambiente sanitario che permette di risolvere tanti problemi che adesso sono irrisolvibili, e una serie di altre attività anche all'esterno dell'ospedale come i laboratori di fiori d'acciaio dove le donne vengono avviate dei percorsi di attività fisica attraverso gli sport di contatto per la riabilitazione del braccio, ma soprattutto per stimolare la voglia di riscatto e di rivincita nei confronti della malattia. Questo progetto è molto importante perché si rivolge a una popolazione femminile nel complesso e soprattutto alle donne più giovani o mediamente giovani, in cui il tumore le ha toccate nell'intimo. Noi medici ci dedichiamo alla cura, ma mancava questo riferimento, questa attenzione alla parte corporea, alla parte estetica. Ci è stato proposto dall'Associazione Amiche per la Pelle e adesso è stato ottimizzato questo percorso in cui le donne si vedono proprio, come si dice, coccolate, accarezzate, truccate nel corpo, nel viso. Questo progetto è stato accolto molto favorevolmente, tanto che un paio di settimane fa il direttore generale, dottor Francesco Benazzi, è venuto qui tra di noi e si è fermato con le donne e ci ha incoraggiato, direi, nel progetto. La nostra associazione nasce un paio d'anni fa più o meno sull'onda di Manuela Tonon, che è la nostra presidente, perché lei ha vissuto in prima persona comunque la malattia e voleva far ridare qualcosa di quello che mancava poi nel suo percorso personale, poterlo dare alle altre donne che incontrano questo tipo di tumore nella loro vita. Una donna comunque che ha incontrato il tumore manca questa parte per curarsi, sapersi curare, venire truccata, uscire da qui secondo me è veramente coccolata. Ci sono quelle confidenze che tra donne a volte non riusciamo ad avere, soprattutto loro poi sono accomunate dallo stesso percorso di malattia. L'Associazione Amiche per la Pelle ha fatto molto, nel senso che io sono arrivata qua come paziente, un po' la più giovane di tutte, e quindi mi sono ritrovata a non accettarmi più, perché comunque il tumore, diciamo che da una parte ti toglie la dignità, secondo me. Però arrivata qui mi hanno accolta come una figlia, amica, sorella, mi hanno fatto sentire bella quando io purtroppo da tanto non mi sentivo più. Il significato vero, bene con te stessa, uguale alle altre, puoi parlare di cose che a casa comunque chi non vive questa cosa non può fare, quindi aiutarti. Dopo, quando tutto finisce, non ti lasciano da sola. Mi hanno salvata, oltre alla mia famiglia, a tutte le persone che mi sono state vicino. Ora io faccio parte di questo progetto perché ci credo e voglio tanto. So che è una cosa noiosa, nel senso, sono giovane, io ho 27 anni, però il mio scopo è far capire ai giovani che non bisogna aspettare la lettera a 50 anni per fare una visita e quindi bisogna fare prevenzione.